Sesta edizione di Oltrevigata, la Fiera del Libro, tante le iniziative a cui abbiamo assistito in questi 3 giorni. Potremmo fare già un primo bilancio, un primo consuntivo, ma parlare anche di prospettiva della prossima edizione. Lo facciamo con l'anima, la mente, l'ideatore di tutto l'evento, che è Danilo Verruso. Sì, sono stati 3 giorni veramente intensi e pieni di emozioni. Il consuntivo è sicuramente positivo, soprattutto perché siamo alla sesta edizione ed è stato un lavoro molto pesante, che abbiamo iniziato con poco e adesso invece ci ritroviamo qui alla Torre Carlo V, simbolo del nostro paese, di Porto Empedocle. Lo abbiamo anche nel nostro logo e quindi finalmente abbiamo creato questa corrispondenza tra il logo tra il nostro logo e il luogo dove si è svolta la manifestazione. Sono stati 3 giorni bellissimi, come dicevo, con le scuole, con tante presentazioni di libri, con tantissimi personaggi come Gaetano Savatteri, come Fabrizio Pizzuto. Bellissimo anche la passeggiata teatrale che abbiamo fatto per le vie di Porto Empedocle, quindi la vigata letteraria e poi chiaramente tutta la partecipazione di tutto il Paese, da chi ha contribuito in varissimi modi. Mi sento chiaramente di ringraziare il sindaco, quindi l'amministrazione tutta, chiaramente anche la mia associazione, tutte le associazioni che hanno partecipato, le case editrici e ripeto, tutto il Paese veramente, perché è stata veramente una grandissima e bellissima festa. Io credo che sia il momento di cominciare a dire che la Sicilia cambia, non è detto che cambi in meglio, a volte cambia anche in peggio, ma come tutti i posti del mondo cambia. Quindi continuare a fare ricorso a vecchi schemi, grandi schemi come quelli di Pirandello, di Tommaso Lampedusa, per dire che la Sicilia non è mai cambiata, credo che sia un modo vecchio di rappresentarla. In Sicilia ci sono tante cose che si muovono, tante cose nuove anche nella nostra provincia, a Porto Empedocle, a Favara, esperienze. Questa stessa esperienza alcuni anni fa era impensabile che si potesse fare una fiera del libro a Porto Empedocle. C'è Camilleri, c'è la Fiera del Libro, ci sono tante cose che si muovono. Se vogliamo raccontare la Sicilia di oggi dobbiamo raccontare anche quello che si muove. Il messaggio che si lancia per magari un giovane che legge questo libro? Ma innanzitutto di leggere meglio il Gattopardo, perché noi leggiamo il Gattopardo pensando che tutto cambi perché nulla cambi, lo continuiamo a dire ai nostri figli, poi ci stupiamo se se ne vanno. Gli abbiamo insegnato che nulla cambia, quindi naturalmente un giovane si rassegna ad andarsene, non solo perché deve purtroppo andarsene a volte per motivi di lavoro, ma moltissimi diciottenni dopo il liceo se ne vanno a studiare fuori. Se gli diciamo che la Sicilia può cambiare faticosamente, con difficoltà, con impegno, con tenacia, allora probabilmente qualcuno resterà. Aumenta la qualità, si va avanti, come Medinova cerchiamo di raggiungere un livello sempre più qualificato. Una importante iniziativa e presenteremo proprio frutto di questa iniziativa il 13 di maggio a Favara nell'ambito della Festival Strada degli Scrittori, è la prima opera di Antonio Russello che è ancora inedita e che presenteremo perché Medinova pubblicherà tutte le opere edite e inedite da Antonio Russello.